E buonasera dalla Tensostruttura di Matera, si è concluso l'incontro operato Roller Matera a favore del Matera. Siamo qui con Michele Ferrara, diciamo uno dei più attivi in campo, anche ad uscire. Che è successo? Buonasera, inizio col dire che è stata una bella partita, era da non sottovalutare perché loro hanno giocato dall'inizio alla fine a zona, una difesa bassa, con i contropiedi sono stati molto pericolosi. Abbiamo gestito bene il possesso, l'avevamo sempre noi la palla, ci siamo distaccati col risultato e abbiamo potuto giocare tranquillamente come l'abbiamo preparata la partita. Quello che è successo secondo me è stato un totale errore arbitrale, perché un rosso così io non l'ho mai visto. Mi aspettavo un blu, ma un rosso del genere non l'ho mai visto. Secondo me gli arbitri non erano all'altezza della partita, soprattutto l'arbitro al tavolo, perché non ha segnalato nulla e ha visto tutto. Mi dispiace perché ha rovinato quella che era una bellissima serata. Buonasera. Grazie a Michele, lo ringraziamo, sicuramente amareggiato, però nello sport ci stanno anche queste regole ovviamente che vengono applicate dal giudice di gara. Complimenti per l'incontro. Grazie.